Attenti. In particolar modo al protagonista di questa giornata, Enrico Mazzini. Diamo il benvenuto alle autorità civili, militari e religiose presenti, alle associazioni d'arma con le bandiere, i labari e i vestiti. Diamo il benvenuto al CCR, diamo il benvenuto al Consiglio Comunale del Comune di Paese sul Brenta, che ha deciso all'unanimità di conferire la cittadinanza onoraria di Paese sul Brenta ad Enrico Mazzini. Diamo il benvenuto al Sindaco di Rosà, Paolo Borgnon, e al Vice Sindaco del Comune di Cittadella, Marco Simeoni. Molti dei ragazzi che sono venuti con noi a Dakaru sono residenti nei loro comuni e, come sapete, Enrico è anche residente nel comune di Cittadella, per cui sono qui con noi. Grazie di essere intervenuti. Enrico Mazzini è qui con noi oggi perché è sopravvissuto all'interno di Dakaru, ma molti, troppi, non ce l'hanno fatta e noi oggi vogliamo ricordarli così. Potete accomodarvi. Alessandro Fraccaro, al pianoforte Angelica Brando.
con la proiezione del video dell'uscita a Dachau. Come sapete, il 28 e il 29 ottobre ultimi scorsi siamo andati a Dachau con Enrico Mazzini. Il progetto a Dachau con Enrico Mazzini è stato organizzato dalla Biblioteca Comunale e realizzato grazie al contributo dell'amministrazione comunale, ma io direi soprattutto grazie alla disponibilità immediata che ci ha dato Enrico quando gli abbiamo chiesto di tornare a Dachau, in quel campo che l'aveva visto protagonista tristemente per 7 interminabili mesi. Noi credevamo fortemente in questo progetto, però eravamo anche consapevoli che era una proposta molto forte per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, ragazzi della scuola media inferiore. Tanto che addirittura a Dachau non si può, è sconsigliato la visita per ragazzi inferiori ai 14 anni. Ma mai ci saremmo aspettati, neanche nelle più rosee previsioni, di avere un'adesione così ampia, più di 200 persone, 4 pullman, praticamente un esodo. Ma siamo stati subito consapevoli che il merito non era certo nostro. Il merito era di Enrico, che da anni va nelle scuole del nostro territorio e porta la sua testimonianza ai ragazzi. Una testimonianza così viva, così forte, così importante per loro, che i ragazzi hanno fortemente voluto venire a Dachau con Enrico. Tanti sono stati i momenti forti, commoventi, emozionanti della nostra visita. Io ne ricordo uno, al quale non ho assistito personalmente, ma mi è stato riferito. Uscendo dal campo di Dachau, Enrico ha incontrato una signora anziana tedesca che, vedendo tutte le medaglie che aveva puntate sul petto, ha chiesto chi fosse. E quando gli è stato risposto che era un reduce della seconda guerra mondiale del campo di Dachau, la signora è scoppiata in lacrime, chiedendo scusa. Enrico, con la sua sensibilità, col suo sorriso, ha risposto: io non ce l'ho con voi, non ce l'ho con i tedeschi, io non odio nessuno. Perché, come è scritto nel libro L'ultimo Sonderkommando italiano, ho visto come il cuore di un uomo possa diventare pietra, come i totalitarismi annullino il pensiero delle persone, come la vita possa essere considerata un nulla. Non odio assolutamente i tedeschi, non si deve odiare nessuno. Rimango però perplesso, perché mi sembra che a volte l'uomo non abbia imparato nulla dalla storia.
ho sofferto, ho preso tanti di quelle legnate, una sofferenza tale, ragazzi, che non ne permette nessuno. Veramente. Pensate che non era tutta lunga così, era metà, vedete? E queste qua ce n'erano 30 baracche, e qua c'erano circa quasi 200.000 persone. Vedete com'è grande il piazzale, tutto compreso, perché quando veniva fuori noi avevamo solo il compito alla domenica di girare in giro per prendere i morti, se no noi non potevamo, perché se si vedevano che si camminava lungo il percorso, lungo il corridoio qua, guai, vedete, e si camminavano più che altro vicino alle baracche, perché se no erano bastonate. Tante volte c'erano i cani mastini là che loro sapevano come fare, ti prendevano, ti morsicavano, ti portavano via pezzi di carne, e dopo dove andavano? L'infermeria era qua vicino, mi ricordo che deve essere stata qua vicino, che era un'infermeria che non c'erano dottori neanche, erano tutti ragazzi giovani che al mattino li andavano a studiare e dopo il pomeriggio l'ITER cosa ha fatto? Li mandava qua a curare noi, perché non aveva più uomini, li aveva tutto al fronte, vedete? E quelli erano peggio di quelli di una certa età di anziani, perché non osservavano niente, se faceva una mossa ti sparavano, vedi? Eri sempre costretto ai sacrifici. E qua io ho dormito sempre, un dormisveglia, non ho mai avuto la possibilità di dire mi riposo un poco, no. Questa è la baracca dove tutte le sofferenze le ho lasciate qua. E speriamo che non succederà mai, per carità, non voglio neanche parlare più, perché Ho conosciuto Samuele Cavanzini inizialmente in quinta elementare, durante una delle sue testimonianze per i ragazzi delle scuole. Poi ho approfondito la sua storia leggendo un libro dove è scritto ed infine facendo lo straordinario viaggio in sua compagnia da Cau. È stata un'esperienza interessante e molto toccante. Ho visto un uomo affrontare un luogo dove ha sofferto per 7 infiniti mesi, con molta dignità. Ho visto un uomo che parlava di cose orribili in modo pacato, senza mai provare un sentimento di rabbia. Ho visto un uomo commuoversi alla vista dello spazio vuoto della sua baracca. Ho visto un uomo felice di stare con i ragazzi e raccontare
Grazie Enrico perché attraverso le sue parole, oggi per me la storia ha un significato più profondo. Penso di parlare a nome di tutti i partecipanti, dicendo che è stato un grande onore essere a Dachau con Enrico Vanzini. La maggior parte degli adulti era venuta solo per accompagnare i figli, ma l'esperienza alla fine è stata importante per tutti. E questo non solo per la preziosa testimonianza di Enrico, che ha reso tutto più reale, perché quanto hanno vissuto gli internati è talmente crudo e atroce da sembrare quasi inverosimile, ma soprattutto per l'esempio che lui è stato per tutti noi. Innanzitutto ha voluto condividere il viaggio in pullman con i ragazzi, senza privilegio alcuno, anche se ne avrebbe avuto tutto il diritto vista l'età. Poi immaginatevi più di 200 persone, tutti in assoluto silenzio, vicini ad Enrico davanti ai resti della baracca numero 8, ad ascoltare il ricordo delle sue paure, della fame, del freddo, del dolore, e mai una parola di rancore verso chi gli ha causato tanto patimento. Sereno, emozionato sicuramente, ma tranquillo, felice di condividere. E così è lui ogni volta che ripete la sua storia ai ragazzi nelle scuole o ai vari incontri. 94 anni e un'energia pazzesca. La consapevolezza di essere stato graziato e di volersi gustare ogni singolo minuto della sua giornata con l'umiltà di chi ha respirato l'odore della morte e ha imparato a dare il giusto peso ad ogni cosa. Grazie di cuore, Enrico. Ed ora diamo inizio alla cerimonia ufficiale che viene introdotta ancora una volta dalla musica. Margherita Innocentini e Michele Lago, e passo loro la parola. La cittadinanza onoraria del signor Enrico è stata deliberata dal Consiglio Comunale ed è stata deliberata all'unanimità. I capigruppo, unitamente al sindaco, si sono infatti ritrovati nella condivisa volontà di riconoscere l'alta valenza della testimonianza del signor Vanzini, che ha dedicato un'intera vita al far conoscere, che ha messo tutte le sue energie per non far dimenticare. Una decisione unanime, condivisa e formalizzata dall'intero Consiglio Comunale. Passo quindi la parola agli altri esponenti del Consiglio per un loro pensiero. Buonasera a tutti, innanzitutto io voglio dire che mi sento orgoglioso e onorato di aver partecipato a questo Consiglio Comunale e aver dato al signor Enrico Vanzini la cittadinanza onoraria in modo anche formale, perché a me sembra che persone di questo tipo e con lo spirito dimostrato dal signor Vanzini in tutti questi anni io nella mia vita non l'ho mai visto, perché una cosa è studiare nei libri cos'è successo e una cosa è viverlo in prima persona, e il signor Vanzini l'ha vissuto. E una cosa che mi ha colpito, che ha detto prima la bibliotecaria, è il fatto non tanto di quello che ha passato, ma il fatto che è riuscito a perdonare.
E allora io personalmente questa cosa me la porterò dentro finché muoio, perché penso, dopo aver passato, che non ho la più valida idea, e riuscire a perdonare i propri aguzzini sia una cosa che ci dà speranza anche per il futuro, che comunque vada, si può sempre sperare che le cose cambino. Grazie. Anch'io in rappresentanza di una parte del Consiglio Comunale sono qui per ringraziare soprattutto il signor Manzini, che ha accettato di accompagnare i nostri ragazzi in un viaggio sicuramente doloroso, e penso che sia un privilegio per questa comunità aver avuto l'onore di avere l'accompagnamento di questa persona, toccare per mano cosa è stato. Ovviamente come capogruppo sono orgogliosa e onorata di essere qui. Ho ringraziato pubblicamente anche il sindaco per questa bellissima iniziativa. Per quanto ci riguarda, le motivazioni sono le motivazioni che siamo, oltre che cittadini di una comunità, siamo cittadini del mondo, ed io questo vorrei veramente ringraziarla, sia come cittadino di Feltre per oggi, ma soprattutto come cittadino del mondo, di portare i suoi valori di pace di cui tutti siamo espressione. Grazie. Ed ora la parola al sindaco Valerio Lago. Buonasera a tutti. Il signor Manzini è già salutato. Tutto a posto? Tutto a posto? Nel prendere la parola dinanzi a questa assemblea, il sentimento che prima di tutto desidero esprimere è di emozione. Una forte emozione dettata dalla caratura umana, storica e sociale di un uomo che con coraggio, dignità e umiltà ha voluto raccontare la propria storia di vita, un uomo che questa storia ha voluto raccontarla in tutta la nazione, un uomo che ha voluto raccontarla a testa supreta e proprio ai nostri figli presso le nostre scuole. Quest'uomo è Enrico Vanzini, matricola 123343, internato presso il campo di sterminio di Dachau, ultimo Sonderkommando italiano. Sono convinto di interpretare i sentimenti e la volontà di tutti i cittadini di Tete sul Brenta che mi pregio di rappresentare per conferire ufficialmente la cittadinanza onoraria a Enrico Vanzini. Ed è questo il primo caso in assoluto per il nostro comune, che per Enrico Vanzini e per tutto ciò che rappresenta ha avvertito il bisogno di dare una veste istituzionale e formale ad un sentimento di profonda stima e riconoscenza. Per la preziosa opera di sensibilizzazione e testimonianza della tragedia vissuta in prima persona nei campi di sterminio nazisti di Ingolstadt, Buchenwald e Dachau, per il servizio reso alla comunità tutta, in particolar modo ai nostri giovani, nei confronti dei quali ha sempre dimostrato una generosa e gratuita disponibilità, io, Valerio Lago, sindaco di Tete sul Brenta, a nome dell'intero Consiglio Comunale, conferisco la cittadinanza al signor Enrico Vanzini, dichiarandolo ufficialmente cittadino onorario di Tete sul Brenta.
quanti, la gente che ci fa, perché io sono molto emotivo e vedere questo ragazzo mi dà una cosa dentro di me che mai speravo. Ho sofferto tanto, dico la verità, ho fatto 7 mesi di inferno in quell'anno che avete visto, ho portato questi ragazzi col cuore, perché gli ho detto, io dentro qua ho sofferto le pene dell'inferno e non vorrei che un domani toccasse a voi ragazzi, perché voi siete la gioia e la vita dell'Italia e non vorrei che i vostri genitori soffrissero come fossero sofferti i miei. Dico la verità, sono stato quasi 4 anni senza vedere, io soffrivo niente di loro, di loro di me, eppure io dico la verità, mi hanno portato in questo rame e prima ho dovuto soffrire anche il lavoro che mi hanno portato a Nino, è stato una cosa inaudita, dico la verità, non ne ho lavorato a nessuno, ho sofferto. Pensate che quando mi hanno preso in Grecia pesavo 84 kg e quando sono andato a casa mi pesavo 29 kg di cicciolare. Pensate, mia mamma non mi ha neanche riconosciuto. Poi mi guardava, da lontano e gli dicevo, mamma vieni, sono arrivato, grazie a Dio sono qua, aiutami te ora, perché io non ne posso più, ero un mago. E lei mi diceva, ma io non ti conosco. E io dicevo, mamma, ma non ti ricordi? Mi hai tenuto in grembo, mi hai dato la vita fino a quando mi hanno portato via. L'Italia non aveva bisogno, io a 18 anni ero già in Grecia. Pensate, e là ho sofferto. E poi dopo le sofferenze più atroci sono state in questo campo. Mi hanno portato a lavorare in una fabbrica dove facevano tutti armamenti. E io ho tentato, quando c'è stato il bombardamento che l'hanno distrutta, di scappare, perché ho detto, questi miei mali non vogliono che fanno qualcosa che devono uccidere qualcun altro. E sono scappato in Grecia, abbiamo fatto 15 giorni di vita nei campi mangiando patate crude, lavando lì dentro un fosso, si beveva quell'acqua che c'erano perfino i topi dentro. Vedete, per poter riuscire ad arrivare fino al mare, quando diciamo la frontiera austriaca, e invece una ragazza italiana ci ha pugnato alla schiena. Siamo andati dentro una casa credendo che ci dava qualcosa da mangiare, eravamo sfiniti, a forma di 15 giorni di mangiare carote, di mangiare patate crude, di mangiare crauti, che ci veniva perfino la disenterite. E siamo andati e abbiamo trovato una ragazza italiana, milanese, che io ero libanese allora, e se capivo il milanese. E cosa mi ha fatto? Mi ha detto, venite, che mia mamma vi dà da mangiare. Tanto per noi c'erano 2, non della Verma, non della SS. E questi ci hanno fermato con vita, ci hanno tenuto la sera, al mattino ci hanno accompagnato a Buchenwald. A Buchenwald ci hanno processato. Eravamo già legati ai pali della morte perché ci hanno tenuti come sabotatori. E l'anno dovevamo essere fucilati alle 4 del pomeriggio. E io dico la verità, i miei compagni non sapevano più piangevano, non erano neanche capaci di camminare. E io no, ho detto ragazzi, non bisogna mai diffidare. Qualcuno ci aiuterà. Se questo Signore, il Signore che ci ha dato la vita, diciamolo, e quindi dicevo, Signore, aiuta questo povero tuo. Io sono un poveretto come tutti gli altri poveri. Dammi la felicità di vedere ancora mio padre e mia mamma, mentre che ero legato con le mani dietro la schiena
e sono venuti per darmi la benda, per prendermi che dovevano sparare e per trovarsi sul posizione pronto. E infine ho detto no, non voglio la benda, voglio vedere ancora per l'ultima volta il sole. E infatti è stata una grazia che Dio ci ha portato, perché in quel momento il comandante è andato a sincerarsi se eravamo veramente quello che lui ha detto, e invece era tutta un'altra cosa. Siamo arrivati che da lì ci hanno separati e io sono andato a Dachau. Quando sono entrati in questo campo, per la gente, guardate, mi hanno subito portato via la divisa italiana che avevo ancora. Mi hanno dato un berrettino, una giacchettina di tela che si vedeva la luce dall'altra parte, un paio con un pigiama. E pensate che veniva l'inverno e senza scarpe mi ha portato via anche quelli, mi ha dato un paio di zoccoloni che non ero capace di portarli, li perdevo in mezzo alla neve. No, e infatti ho fatto una vita che non sapevo più se buttarmi su quella rete che c'era la corrente che passava e dire farla finita, o puramente andare avanti. E io dicevo sempre, ma perché devo buttarmi via la vita? Sono giovane, cioè ho ancora il sangue giovanile dentro di me. E infatti no, ho superato anche questi 7 mesi di inferno. Li ho superati. Non c'era più da mangiare. Ho lavorato 15 giorni nei forni crematori come soldato al comando. E chissà cosa vuol dire? Che io, quando che avevo fatto quei giorni che loro, questi dell'SS ci hanno proposto, no? ci uccidevano per non lasciare detto alla gente ciò che questi ragazzini ci facevano fare. E allora li eliminavano. E quanta gente in questi 15 giorni che ho fatto, dico la verità, quanta gente che si bruciavano giornalmente, si andavano in giro con i carri a prenderli. Pensate che dentro alle baracche morivano e poi dopo li mettevano fuori nudi, sotto le intemperie, sotto il gelo. Questi poveretti li uccidevano 2 volte, non una volta sola. E dopo li lasciavano 8 giorni, ci andiamo in giro la domenica che non si lavorava. Io sapevo che era domenica perché non lavoravo, ma se non sapevo più né che giorno era, né che ora era, niente. E quindi no, dico la verità, si andavano in giro a prenderli, si chiamano su questi poveretti morti che con genere, freddo e cose ormai andavano in decomposizione, e noi eravamo senza mascherine, senza guanti, con questi zoccoloni che dovevano tirarli dietro e ci facevano caricare 30, 40, 50 morti per carri e dopo trainarli da noi, che non avevamo neanche la forza di stare in piedi, ci facevano fare di tutto. Hitler per me era stato un ragazzino, era un criminale, e faceva diventare criminale come i poveri ragazzi che li mettevano là a farci la guardia a noi, perché non aveva più nessuno, era tutto al fronte. E io, dico la verità, tante volte ho aiutato quando che ci andavamo a lavorare, che ci portavano a lavorare dentro dove c'era come si chiama, mettere giù i binari, dove c'era la stazione di Monaco, ci facevano lavorare là. E io, fino a quando avevo forza ancora, perché ero ancora in forza, tante volte inventava qualcuno che vedeva che cascava e sapeva che là quel poveretto non viveva più perché lo uccidevano, perché non aveva più la forza. Vedete? E io tante volte mi aiutavo fino a quando potevo, dopo anch'io non avevo mica, se non si mangiava non si poteva stare in piedi. Ho sofferto tanto e queste sofferenze di quella verità no. Io quando vado nelle scuole, sono 6 anni che vado nelle scuole e dico sempre ragazzi, volete il bene, perché l'amicizia è una bella cosa, volete il bene e soprattutto, guardate, non pensate alle guerre, pensate al vostro studio, che un domani, oltre che avere la vostra gioia di diventare quel che volete,
aiutate anche i vostri genitori e che veramente non soffrono anche loro per darvi un'istruzione. E questo lo dico sempre, aiutateci voi. Pensate, ragazzi, che voi siete la mia vita, perché io con questi ragazzi, se vede che mi sembra di rigiovanire ancora una volta, e così vado avanti, e così cerco di poter andare anche con la vita. Io non so come ringraziarvi, e mi scuso, non sono un oratore, quindi non posso essere tanto a lungo. Io, quello che devo dire, ho un grande ringraziamento di cuore a tutti, diciamo, ai sindaci, a tutte le autorità che sono venuti, che mi hanno detto, che mi hanno dato questa grandiosa gioia che io non speravo più, no. E quindi anche quei fatti, io dico una cosa sempre con loro, quando posso vado. No, e tante volte anche devo ringraziare anche il signor Mauro, che anche lui, che anche lui mi ha dato tanta gioia di poter fare tutto bene. Poi ci sono anche il signore, vedete questo signore? Questo signore, no, è quello che ora mi protegge, si può dire, mi porta sempre, mi dà sempre consigli buoni, no, e io l'ho messo in cuore. Grazie. Non vedete, ho ancora della gente che mi vuole bene, e quindi io questa gente, no, e poi tutte le autorità, no, io ho visto una grande gioia, tutte le bandiere, io non so, non ho parole. Buonasera a tutti i presenti, buonasera a tutte le autorità, il signor Sindaco, a tutte le associazioni. Io sono Gabriele Roma, come vi ha anticipato Enrico, lo sto accompagnando da 2 anni in tutti gli istituti, sia superiori e sia scuole medie. Volevo solo dirvi che il 29 febbraio, proprio anniversario anche della sua liberazione, Enrico Vanzini era all'Università di Padova, dove ha preso la docenza in storia davanti a 650 studenti. Un ringraziamento mi pregio di farlo da parte dei figli del signore Enrico, Rodolfo e Indo, che è in Svizzera, e della nipote Sara, per questa straordinaria giornata dove lei e la sua amministrazione avete, onorato Enrico di questa cittadinanza. Naturalmente grazie anche a tutte le altre amministrazioni del circondario, e volevo dirle che noi a Maserati Padova, nel nostro cimitero, io faccio parte anche della sezione locale dell'Associazione Nazionale Ex Internati, è sepolto Giorgio Perlasca. Ogni settimana ci sono delegazioni da tutto il mondo che vengono ad onorare. Anche Enrico ha avuto una giornata veramente dove è tributato e ha incontrato per la prima volta il figlio di Giorgio Perlasca, il signor Franco Perlasca. Non vi dico, signori, l'emozione, la situazione, dico, qui è stata una cosa incredibilmente straordinaria, e ogni volta che Enrico passa dalle nostre parti vuole andare in cimitero ad onorare Giorgio Perlasca, che ha salvato circa 7-8 mila ebrei spacciandosi per un finto console spagnolo, però in questo modo ha salvato tutte queste persone. E purtroppo la fatalità non li ha fatti incontrare, però ha incontrato il figlio e c'è questa situazione.
Poi volevo aggiungere, signor Valerio, mi permetta di chiamarla per nome, un ringraziamento da parte della nostra associazione di Maserà nazionale ex internati per lo splendido gruppo che lei ha messo a disposizione per questa visita da Cavo. Un ringraziamento particolare al signor Mauro, alla signora Paola, che non vedo, grazie, alle collaboratrici che erano ovviamente con loro, perché hanno veramente dato prova di grande impegno, grande attenzione, e tutto è andato molto bene, per cui le dico ufficialmente, si sente orgoglioso di avere dei collaboratori e dei cittadini di questo livello. Che una sua visita avrebbe ricevuto anche lei un piccolo ma prezioso omaggio da parte del signore Enrico. Questo è un pin preso direttamente nel museo di Dachau, che Enrico le vuole appuntare sulla giacca proprio a ricordo di questo viaggio, di questa situazione e di questo grande avvenimento. C'è scritto con il simbolo dei reticolati, mai più ovviamente. Ecco qui, piccolo pensiero, naturalmente grazie anche ai fanti, all'associazione dei fanti, che non voglio dimenticare, che sono stati meravigliosi, grazie. Potete accomodarvi, grazie. Ed ora invito il vice sindaco di Cittadella, Marco Simoni, Buonasera a tutti, buonasera a Enrico Manzini. Ringrazio il sindaco e amico Valerio Lago per l'invito e vi porto il saluto speciale anche del nostro sindaco Luca Tiraboni e tutta la giunta comunale di Cittadella. Oggi ci ritroviamo a fare festa con Enrico, un uomo sopravvissuto ad un campo di sterminio, un uomo che ha vissuto direttamente l'agonia del nazismo e la distruzione prima psicologica e poi fisica di moltissimi prigionieri.
le cose terribili che gli occhi di Enrico hanno visto, noi le abbiamo lette a scuola, in un libro di storia, o viste guardando un film storico al cinema, senza renderci conto fino in fondo di cosa abbia significato sopravvivere ad una simile esperienza. Oggi, a distanza di oltre 70 anni, abbiamo il privilegio e l'onore di partecipare a questa cerimonia con Enrico. Possiamo parlare con lui, possiamo farci spiegare da lui direttamente non tanto i fatti atroci che ha vissuto sulla sua pelle, ma tentare di comprendere quale sia stata la ragione che lo ha aiutato a superare quei 7 mesi nel campo di Dachau. Possiamo tentare di capire cosa gli ha dato la forza di sopravvivere senza lasciarsi andare. Io, caro Enrico, mi sono dato una risposta. Non hai mai perso la speranza nel futuro, anche quando eri costretto a dissetarti con la neve, anche quando il tuo stomaco rifiutava i piccoli pezzi di pane secco che tentavi di mangiare. Non hai mai smesso di sperare, aggrappandoti con le unghie ad un'esistenza che oramai pareva senza senso. La crisi economica che stiamo attraversando ha rovinato molte famiglie. Alcuni giornalisti economici l'hanno addirittura definita la terza guerra mondiale. Ai nostri giovani, ai ventenni di oggi che non trovano un impiego oppure che affrontano gli studi senza certezza nel futuro, domandandosi: ma avrò fatto la scelta giusta? Riuscirò a trovare lavoro? A loro io dico di prendere l'esempio da Enrico Bazzini. Cercate di attingere alla forza di volontà che ha portato quel ragazzo di 22 anni fino ai giorni nostri. A nome mio e dei cittadellesi che rappresento, voglio ringraziarti, Enrico, perché la tua testimonianza e il tuo esempio ci aiutano ad affrontare le difficoltà quotidiane e a sperare in un futuro migliore. Se comprendere quello che hai vissuto è impossibile, conoscere è necessario. Buonasera a tutti, noi siamo ben orgogliosi come comunità cristiana e comunità pastorale di celebrare questo evento che il Signore ha dato. Una testimonianza sublime, alta, ma direi molto concreta. Una testimonianza del saper raccontare, infatti io fin da piccolo sentire raccontare la vita, le sofferenze degli altri, le tribolazioni, ma soprattutto le speranze, mi ha fatto capire anche che cosa scegliere nella mia vita. Che la vita vale la pena donarla agli altri. Ecco la potenza della speranza. Io credo che non a caso questa onorificenza sia stata data in questo luogo, dove molti di noi si ritrovano, ecco, a sperare, ad ascoltare la buona parola, la buona notizia della speranza. E quindi non lasciarci imborghesire, non lasciarci prendere da non mi interessa, non mi importa, ma non ce la faccio, ma soprattutto per poter sperare, perché la vita di ciascuno è importantissima per tutti e tutti per uno. Ecco davvero che voglio ringraziare il Signore, voglio ringraziare tutti voi, l'amministrazione comunale che ha fatto una scelta veramente grande di qualità, di solidarietà, di attenzione, di giustizia direi, perché attraverso Enrico vogliamo anche rendere giustizia a tutti quegli innocenti che hanno pagato con la propria vita l'odio, la rabbia. E quindi una civiltà non si può più accettare la rabbia, l'odio, le differenze, ma soprattutto la capacità e la solidarietà di valorizzare ogni persona, proprio partendo dai più deboli. Allora credo che l'onorificenza è davvero non solo ciò che ci onora, ma è anche l'onere che ci impegna tutti per far sì, come anche coloro che sono intervenuti, che non succedono più queste cose, che purtroppo nel mondo le vediamo ancora. E che vogliamo chiedere davvero al Signore, ma a tutti gli uomini di buona volontà e donne, il rispetto, l'attenzione, ma soprattutto l'attenzione ai più deboli. E di questo bene, grazie a Dio, ce n'è tantissimo. Ma non possiamo fermarci, non possiamo dire ma io ho fatto il mio dovere, ma saper andare oltre, proprio quasi alla consumazione. Mi piace perché qualcuno prima mi diceva è stato messo il tendone del filmato davanti al tabernacolo. Sembra quasi una cosa non
appropriata davanti a Gesù Eucaristia, ma io credo che lì abbiamo visto una storia di sofferenza e lì c'è proprio Gesù, Eucaristia, che dice: questo è il mio corpo dato per voi. La mia vita diventa un dono per voi. Vedete allora come la storia umana si intreccia con la storia della saggezza, la storia della speranza. Ecco, quindi grazie veramente di cuore, perché ci sentiamo attraverso questa onorificenza al Signore Enrico, ci sentiamo tutti onorati e impegnati per far sì che nel nostro territorio, nelle nostre comunità cristiane, ci sia il gusto e la voglia e il gareggiare nello stimarci vicendevolmente. Grazie a tutti, grazie. Ci avviamo alla conclusione di questa giornata eccezionale, credo per tutti noi. Sentiamo un altro momento musicale. Ci accompagna Angelica Grendene, che non solo ci accompagna oggi con il pianoforte, ma ci ha accompagnato anche a Dakar. Ci ha accompagnato lei, Vanessa, tanti giovani, Daniel, Nicole, tanti giovani che ci hanno dato una mano veramente per realizzare questa. Ed ora i ringraziamenti doverosi a tutti voi, innanzitutto per essere venuti, al Consiglio Comunale, a tutti i presenti, ai parroci Don Piero e Don Luigi, dell'unità pastorale di Tezze e Stroppari, che ci hanno accolto in questa chiesa, e speriamo veramente che sia il primo di uno dei tanti momenti che condivideremo insieme. Un ringraziamento anche all'Istro Viaggi e Rosauto Servizi, ad Andrea in modo particolare, che ci ha sopportato e supportato per l'organizzazione. Non è stata una cosa facile, vero Andrea? Ma ce l'abbiamo fatta, e anche per il momento musicale, insomma, che ci hanno aiutato a realizzare oggi. Poi alle associazioni combattentistiche di Tezze, e le leggo perché voglio ricordarli tutti: associazioni Fanti, Alpini, Carabinieri, Marina, Bersaglieri e Donatori di Sangue. Grazie di cuore. Alla REI, Associazione Nazionale Ex Internati, sezione di Vicenza e sezione di Padova, al Commissariato di Polizia di Bassano del Grappa, alla ditta San Giancarlo che ci ha fornito i cappellini verdi che avete visto, sono stati indispensabili anche quelli per individuare i ragazzi, ed erano veramente tanti.
e anche i fotografi che ci hanno assistito oggi e in particolare uno di loro anche a Dachau che ci ha regalato molte delle immagini che avete visto nel video, Fabio Foratà e Vasco Lorenzato. Grazie. Il ringraziamento più grande dobbiamo darlo a Enrico Banzini. Musicale, sempre con Angelica Grendene e con Alessandro Fraccaro. Grazie anche al quartetto Manfredi che avete sentito e che ci ha accompagnato oggi e che tra l'altro rivedremo in primavera. In primavera avremo un ciclo musicale, vi invitiamo tutti naturalmente in Biblioteca Tezze per seguire le nostre iniziative, ma anche